Ma c'è Raffaello. E Raffaello non l'ho ancora visto, Non però è dovrebbe arrivare. Arriva. Dovrebbe arrivare, sì, sì. Sì, arriva. No, perché devo riservare 4 posti, se arriva no verso le uno 11. mi fa un pagliatone. Allora posso dirlo a lei? Sì, sì, lo può dire, dottore. Siccome questo poi è anche... Mena? 4 posti, Roby Cocco. Ah, ma Sì. lo deve dire fuori dal microfono, dottore, perché preferisce, deve usare anche il momento così, deve fare questa cosa plateale. Ah, ma Non siamo aspettare. nel momento streaming. Scusi, dottore, è E chiaro. l'avevamo avvisato, era uscita la lucina, non l'ha vista. Non vede che abbiamo qua la tecnologia. Roby Cocco per 4 comunque. Va bene, allora... Confermo, dottore. che non vorrei- ma certo, sono amici che vogliono partecipare alla serata e allora mi hanno detto puoi impegnare un tavolo di 4 posti. Va bene, non allora, Mettiamo anche la bottiglia adesso. anche la bottiglia notare. ho chiesto gentilmente al Impegnare, nostro sembra. amico E non c'è Maddalena. ecco, non c'è Maddalena questa sera, però c'è un giovinotto che No, ma sia è tranquillo. intraprendente, Ma sia è tranquillo, educato, dottore. molto bravo, capito? Arriverà. Maddalena. Arriverà, speriamo. Dico, Certo. il giovanotto è simpatico, ai professionale, tanti, hai tanto quello che vuole, però la Maddalena, voglio dire. Vabbè, adesso Va dottore, bene. lei non si metta subito a Ma prendere no, così. è lui. No, ma come lui? È lei, Ma che è fa lei che per mangia le 4. caramelle. Tra l'altro io ho fatto degli studi perché mi sto interessando alla ayurvedica cosa? indiana, anche quella cinese. Sì. Che se, È nato da Chen. se praticamente lei che ha la diabete, ecco, No, è mi lei ma- che ha la diabete. ecco, mi mangio la caramella, io Va bene, anzi, visto che ha il diabete, ne mangi ancora 2. ti scarico la diabete a te, capito? Però con delle Si regole, possono dare degli scompensi, possono avere degli scompensi, però lei quelli sa che come... sono vicini a te, ecco, e questo quelli è... che sono vicini. Certo, ecco, Ho capito. ecco, è la condivisione è anche questo, non è che si condividono solo Sono le quelli cose del belle. Graal che condividevano. Ho Si capito. condividono anche le cose meno belle, Meno belle, come il chiaro. diabete, ce lo possiamo... No, se lo tenga pure. Non Se lei si vuole. prende un pezzo del mio, io No, posso no, mangiare no. anche il torrone. Vabbè, No, se lo tenga. È questo- roba sono teorie, questa è la medicina, perché lei è sempre attaccata alla medicina ufficiale. Ah, questa è alternativa. E questa è l'alternativa. Ah, Ma scusi però dottore, lei non può anche fare una diretta, un aspettando roba forte, 10 minuti mangiare e parlare con la bocca? Non è Va bene, ma il pubblico, impegnata, è un pubblico a quest'ora disattento, è a come casa, è in disattento, è auto, attento. È lì che sta preparando cena. sta guidando in tangenziale, ci sta guardando. Sì, allora è chiaro, non dovrebbe proprio è essere un così. pubblico disatento, sai, Ecco, può allora passare anche la caramella. Cerchiamo di essere però chiari e concisi nelle informazioni, visto che stasera saremo qui al birrificio. Birrificio. No, perché c'è un'altra teoria che è bella, E che sarebbe... per dire se io ho problema alla cervicale, ma non posso andare a fare il massaggio, posso mandare mia sorella, È uguale. è uguale perché essendo parenti Per simpatia, diciamo. ecco, bravi, il beneficio lo Ma tengo- anche a lei. no, lo tengo io, perché io non posso... E sua sorella niente, cioè Niente. fare il massaggio. Ma questa come- cosa funziona solo tra parenti? sì, Ah, solo tra solo parenti. tra parenti. consanguineo. Non tra parentesi, tra parenti. Tra parenti consanguinei, non faccio lo spiritoso. Questa è ayurvedica, capito? Io ho preso l'appuntamento, non lo voglio perdere, non posso andare io perché io sono un uomo C'è un sacco impegnato. di cose da Ci fare. manda un suo sosia. Mando mia sorella, no, fanno il massaggio a lei per il consanguigno. beneficio, solo io, consanguigno. Quindi lei ha un beneficio in questo momento, sta godendo del beneficio, la vediamo più... No, ancora questo non l'ho fatto, No. però mi sto interessando, ecco, perché io sono Ah, un uomo ma work funziona? in progress, sono sempre in movimento, sono Per le un innovazioni. cantiere aperto io, capito? Ecco, adesso, Ma vada a non lavorare in esageriamo. cantiere, che è Non meglio. esageriamo. Facci tu, ecco, va bene. Tra l'altro, non possiamo magari anche in cantiere. tra l'altro se Ma no, vogliamo... cominciamo a piangerci addosso. No, però facciamo bene, ma possiamo usare anche questa platea per lanciare un appello. Sì, è un bello. ragazzo Ma che volenteroso, ragazzo, dov'è il ragazzo? capace, sa fare mille cose. Se vogliamo assumerlo anche qui al birrificio, tu verresti qua. Ma voglia, certo, anche le voglia. pulizie, Anche tutto. qualsiasi cosa. Ecco, Infatti. era perché ormai la radio anche, la radio deve essere un servizio, non può È essere informazione. solo Un servizio privato, dovrebbe essere un quattro servizio... scemi che si parlano tra di loro, Non ma basta, è un servizio vero e proprio. Ho capito. Va Senta, bene. Stasera sarà anche una puntata comunque dedicata allo sport.
Ecco, Avremo un grande campione qui, vogliamo abbiamo, sì, ma hai fatto bene a ricordarlo perché a me non piace anticipare quello che è il menù della serata. Ecco, possiamo anticipare che qui al birrificio si mangia ottimamente, quindi potete Certo, venire anche a cenare prima dello spettacolo. infatti. Ma il menù dello spettacolo Sì, io lo terrei... Clou. un po' sotto Lo terrei, no, nascosto, nascosto completamente. non- però l'ospite lo possiamo dire, scusi. L'ospite lo possiamo dire perché abbiamo da un paio di mesi a questa parte stretto una amicizia con una... a noi piace la gente che si dà da fare e questi ragazzi si danno da fare. C'è e gente che mena. Ecco, non solo loro, ma è gente che organizza, è gente che ha dato tanto allo sport e allora siamo gemellati con due società, una dilettantistica e una professionistica, e quindi l'ABT, All Boxing Team, e la LBE, e loro ci forniscono dei campioni da intervistare. E noi avremo niente poco di meno che Daniele Limone che farà il titolo italiano. Ecco, Titolo italiano. Non regionale, italiano. il titolo italiano dei Gallo o Super Gallo. Adesso qui ho con- l'appunto. Con Belotti Ecco, non farlo, non fare il cretino. Non mi Ecco, conviene appunto, stasera. non è proprio Ha per detto niente. Gallo, mi è venuto in mente Si Belotti. tolga la voglia adesso perché poi dopo Sabato lo sera, pure sabato potrebbe- sera in provincia di Udine. Sì. Ci sarà anche la diretta televisiva, noi lo vogliamo ospitare, vogliamo parlare del mondo del pugilato, di lui, la sua carriera e quant'altro. Certo, capito? certo. Sto pagando amaramente quel toroncino. Così che ho gli sta mangiato, bene, il ecco. diabete sale. Sta L'abbiamo salendo, detto sento che viene che sale. stasera Daniele Diabete, Limone, la portate le siringhe con l'insulina. Per favore, sì, viene Daniele Limone che intervisteremo e questo sarà l'ospite della serata. È un grande ospite perché lui è stato già campione italiano, è stato nella nazionale da dilettante, è stato anche campione italiano quando era dilettante, quindi diciamo, parliamo di un atleta tutto tondo. E poi come dire, viene a trovarci proprio in prossimità di questo evento, di questo combattimento che dovrà fare sabato, quindi Del titolo. il giorno dopo del titolo, il giorno dopo andrà a fare il peso, no? Il peso, esattamente, a Udine, perché il giorno prima si fa sempre il peso, così hai 24 ore per anche reintegrare di sali che hai dovuto cedere alla bilancia, perché tu sai che il bere È chiaro, uno a botta, ecco, quando non si vai, può capito? non si può fare. Allora arriva il peso belle, e hai un giorno anche per reintegrare, riposare, è vero, lo stress della bilancia. E quindi ce l'avremo all'interno di Roba Forte, ci sono già degli imbucati, adesso noi non possiamo girare la telecamera, oltre al nostro amico che sta lavorando sapientemente, professionalmente, c'è chi si è imbucato, ecco, e sta guardando anche l'anteprima, talmente però richiesta sono, che è chiaro, sono è chiaro. fan di Lobue, Sì, sono fan sì, di sì, Lobue. E quindi passa anche questo. Allora Mao, è arrivato il momento, anzi lo faccia lei, diamo l'appuntamento per stasera, Renato, siamo qui per, come ti chiami, Michele? Gennaro. Savino, scusami, mamma io ho una mia. confusione di nomi in testa. Ma guardi, Savino. questa confusione la esprime anche nella capigliatura stasera, Eh beh, è un po' ancora- più arruffata del solito. Perché non sono ancora andato al trucco e parrucco, è Ah, normale. è Aspetta stata un una attimo. cosa veloce. Soprattutto il parrucco, adesso. Il parrucco. Adesso viene un Dopo ragazzo arriva- a prenderlo, va da Jean-Louis David, lo pettinano glielo e riporta. tornano indietro. Ecco, Veloce, mentre veloce. mangio, mangio scapigliato. Ho capito. Va bene, allora ricordiamo Comunque, l'appuntamento questa sera. Questa sera vi Savino, aspettiamo tutti alle officine ferroviarie. al birrificio. Al birrificio La delle confusione officine degli sovrani. ferroviarie, Ecco. Corso Sommelier 12. 12 a Torino. E Beh, inizieremo tra le 21.45 e le 22. ecco, No, noi no, vi massimo aspettiamo alle 22. massimo Massimo alle 22. 22. Noi vi aspettiamo però anche per cena. Qui Per si cena, mangia, qui si mangia benissimo, divinamente. Quindi questa sera l'appuntamento con voi tutti è per le ore, se volete cenare, 20, 20 e 30, e poi lo spettacolo 21 e 30, 21 e 45. Al birrificio delle officine ferroviarie. Vi aspettiamo numerosi. Allora chiediamo alla regia, il nostro Sergio Olivato, possiamo fare un piccolo stacco musicale, Sergio, per salutare il nostro Vuole pubblico? salutare Stacchiamo. Vuole dedicare al pubblico questo brano? Sì. Ti amo, io solo e ti in aria ti amo,
Se viene testa vuole dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono io, amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muove le ali sbattendo le... Vi aspettiamo qui numerosi, fai sbattendole. Lei deve sempre fare... Così? No, deve sempre fare i gesti. Lei è pagata per fare come sbattendo le ali. Così. A stasera, numerosi, speriamo. C'è anche Bruno,